stata una brutta sorpresa, bruttissima. Non ci siamo svegliati bene stamattina. Che cosa pensa che succederà o che cosa vorrebbe che succedesse adesso, cosa vorrebbe che decidessero? Di ripensarci, che un po' tutti ci ripensino, sarebbe la soluzione migliore. È una cosa abbastanza prevedibile. Speriamo che la risolvano a tempi brevi, perché non è proprio il momento di creare una situazione del genere. Io i barlumi di speranza dalla mia modesta posizione non li ho visti, perciò sicuramente non aiuta questa situazione, ma siamo abituati così ormai. La volontà di mandare avanti questo stato qua è molto scarsa, se non per interessi prettamente partitici di qualche coalizione. Me l'aspettavo e purtroppo penso che sia un momento molto negativo. Quando litigano così è inevitabile, se non c'era un accordo fondamentalmente. Non esiste più una classe di governo, neanche di governo, è dirigenziale a livello proprio comunale, provinciale, regionale. Ormai si fanno gli affari loro, si sono sistemati, famiglie, amici, morose delle figlie e basta. Sono straniera, penso che è un disastro. Speriamo che trovino una soluzione. È preoccupato? Abbastanza sì. Sarebbero tutti da mettere in galera. È preoccupata? Vanno sempre di mezzo i più poveri, perché loro sta bene. Eliminarli tutti, è unica roba da fare. E poi cosa facciamo? Ci autogoverniamo? Sarebbe meglio. Un disastro, non aggiungo altro perché veramente siamo proprio scoraggiati. Vedete voi che siete giovani e che avete il futuro davanti da affrontare, quindi... Bisognerebbe andarsene? Io conosco già tante realtà di ragazze, per esempio della tua età, che sono a Berlino, sono in altre situazioni dove ci sono prospettive. Quindi vedete voi. Grazie. Buon lavoro, arrivederci.